Raccontare con leggerezza di un pittore, sindacalista, scrittore d'estetica e filosofo d'arte sarebbe un'impresa impossibile se lui non ci aiutasse. Cos'è il realismo in pittura? L'imitazione della natura? Di un volto più o meno fedele all'originale? Ed il bello? Un'immagine che attrae? Un cartello pubblicitario? Siamo forse vetrinisti in un negozio di cose inutili? Preferisco chi offre un caffè ben fatto ad una parvenza di gentilezza. La natura è movimento, circolare, cubico, insomma un terremoto. Ed il bello è ciò che funziona, l'utilità. Tra un fiore ed una bicicletta, il primo, reciso, lo si getta. E esse crescono con forza, in terre vietate, percorse solo da volatili, ne apprezzo la forza, simile a quella dei costruttori, degli operai di ogni paese, certo anche di New York. Ci sono stato. Il più colossale spettacolo del mondo. Grattacieli in competizione, più alti delle chiese, montate da uomini automi, con precisione meccanica, con i soldi di Wall Street, uomini con bombetta, che dominano il mondo. Dall'alto gli esseri scompaiono, con le loro vanità, le loro piccole bagatelle, passioncelle passeggere. Una birra ha più valore. Ve lo dice chi per una bandiera quasi morì intossicato a Verdun a 33 anni e convalescente cominciai a ragionare, a capire come girano le cose, da che parte stare, con quelli che vanno in bicicletta a lavorare, cui basta una chitarra per danzare. L'uccello della pace sociale, la colomba, ha troppi pesi da portare, se ne deve liberare di dogmi, delle accademie, del crocefisso, dell'École des Beaux-Arts artificiale. La musica deve cambiare o si cambiano i musicisti. Io dipingo così, alla luce del sole, ombre, prospettive, arredi sacri e profani per borghesi ridanciani. No! Che ci pensi l'imbianchino, ce n'è una fila all'Accademia. Preferisco andare al circo, applaudire alle domatrici, ai contorsionisti, alle ballerine maghe. New York a malincuore. La nostra statua della libertà sembrava una statuetta modesta in mezzo allo scalo, in quel continente nuovo e audace. Il piroscafo si muoveva al rallentatore, poi tutto sparì. Restò il ricordo. Spero sarà così anche per me. Fernand morì il 17 agosto 1955 e la moglie donò alla Francia i quadri oggi esposti al museo di Biot nei pressi di Nizza.